Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata dei Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine con cui tutti quanti i napoletani prima o poi si sono scontrati, soprattutto che sono andati a vivere fuori da Napoli. Il termine ipocondria. Con il termine ipocondria o apocondria, a seconda delle letture, si indica una sensazione di malinconia molto forte, anche se è difficilmente traducibile l'apocondria con una sola parola. L'apocondria è uno stato d'animo, una tristezza che si avvicina alla malinconia ma che si trascina dietro anche noia, insoddisfazione, solitudine. È qualcosa di molto vicino alla saudade portoghese o alla Sehnsucht tedesca. Un malessere esistenziale proprio da questo punto di vista. L'origine è dal greco, da ipocondrios, da cui poi in italiano è derivato l'ipocondria. Solo che mentre se nell'italiano il termine ipocondria indica un malessere fisico, nel napoletano invece ha abbracciato proprio il significato psicologico e spirituale della parola greca, resa molto famosa da una canzone di Pino Daniele del bellissimo album Nero a metà, si chiama proprio Apocondria. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!